Siamo con Gino Ferraresso del Dipartimento Sociosanitario dello SPI-CGIL del Veneto. Parliamo delle criticità dei medici di medicina generale. C'è una ricerca recentissima dell'IRES che attesta effettivamente l'insufficienza di medici per numero di abitanti. È così? Sì, allora c'è uno standard nazionale che fissa un medico di medicina generale ogni 1200 assistiti. E questo vale ovviamente anche per il Veneto. Da tempo questo standard viene sforato. Dai 1200, che dovrebbe essere lo standard, si può arrivare al massimale di 1500 e anche in questo, rispetto a questo numero nel Veneto purtroppo siamo più in là. E siamo una delle 3 regioni che superano i 1500 come media, che vuol dire che nel Veneto c'è un medico che magari ha 1200 assistiti, ma c'è anche un medico che arriva addirittura ai 1800. Voi capite che sotto l'aspetto qualitativo della prestazione è critico. È tutto da discutere. Che cosa bisognerebbe fare? Qual è il problema? Allora, i problemi che ci stanno dentro sono tanti. Allora, partiamo dall'accesso a questa figura. C'è bisogno, come dire, di incentivare la voglia di fare il medico in medicina generale. Gli ultimi bandi nel Veneto vanno deserti, cioè si presentano meno persone rispetto ai posti disponibili. Allora bisogna equiparare la specializzazione al bando per quanto riguarda il medico in medicina generale. Un specializzando in ospedale per qualsiasi specialità prende circa 1700 euro. E lo stesso quindi dovrebbe fare per chi diventa 1000 medico. euro invece prende il medico in medicina generale. È sufficiente solo questo? O non è sufficiente questo, bisogna riorganizzare tutto il servizio, bisogna, e già in qualche maniera le risposte normative ci sono. Dal 1° gennaio di quest'anno i medici di medicina generale, si chiamano medici del ruolo unico, dovranno fare 38 ore dentro il proprio ambulatorio, dentro le case di comunità, nell'assistenza domiciliare integrata, quindi dovranno dedicare una quantità importante di orario per quanto riguarda l'assistenza alle persone. Sotto l'aspetto qualitativo è anche importante perché dovranno farlo non più da soli, devono farlo insieme ad altri medici, quindi dovranno essere dentro le case comunità, garantire 7 giorni su 7, 24 ore su 24 il servizio del medico in medicina generale. Benissimo, grazie dell'intervento. Ci sono naturalmente delle proposte che ancora ulteriori da parte dello SPI-CGIL. Seguite anche le nostre trasmissioni per gli approfondimenti e buon proseguimento. Grazie.